Tina Merlin, una donna, una storia e da oggi anche un premio che porta il suo nome. Ad organizzarlo la Federazione Nazionale della Stampa per la prima volta motu proprio. Nasce proprio perché volevamo innanzitutto valorizzare questa figura di giornalismo che secondo noi non è valorizzata a sufficienza e poi per dar voce al lavoro di tutti i colleghi e le colleghe che ogni giorno sul territorio appunto si impegnano per informare su quello che avviene nella quotidianità di tutta la gente. 74 i lavori candidatisi alla vittoria, 5 i selezionati, tra questi non previsto un premio per i giovani che va a una 26enne. Mi aspettavo che non avrei ricevuto il primo premio, però ecco, ricevere comunque questa targa, questa scultura comunque è stato sicuramente una grande emozione. Dopo 3 menzioni, perché è stato più volte ripetuto, i lavori erano tutti di altissimo profilo. Diversissimi i temi trattati, dallo sfruttamento nella raccolta dei kiwi all'inquinamento, dalle falle nella nostra gastronomia alle conseguenze del Covid sul lungo termine per alcuni pazienti. A vincere un team composto da 2 italiani, un'indiana e una giornalista del Nord Europa. Tina Merlin è veramente una giornalista da ricordare, purtroppo non abbastanza ricordata, che diciamo, può diventare anche un faro per le nuove generazioni di giornaliste e giornalisti, quindi io sono molto contenta. Sì, siamo molto felici anche di essere arrivate in finale con dei colleghi che hanno fatto dei lavori straordinari, segno proprio che c'è ancora bisogno tanto del giornalismo d'inchiesta territoriale, per cui ringraziamo la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per questa opportunità. Il premio Tina Merlin, ultimo atto nel 2023 delle celebrazioni per i 60 anni dalla tragedia del Vajont, non rimarrà però a Belluno, ma diventerà itinerante per raccontare anche lontano da Longarone la storia di quella tragedia e di quello che accadde dopo.